La salute è un diritto sancito dalla Costituzione, che va garantito a tutti i cittadini, non solo a quelli che se lo possono permettere. In Italia il 7,9% della popolazione non si cura per motivi economici. In Friuli Venezia Giulia è il 7%, la media più alta del nord-est. Ci avevano promesso di abolire il super ticket, invece l'hanno solamente tolto alle fasce di popolazione più povere, quelle che già adesso non pagano le prestazioni, con un impegno economico per l'anno scorso di solamente 80.000 euro per tutta la regione. Per il resto dei cittadini è stato solamente rimodulato, arrivando addirittura a pagare il doppio, a tutto vantaggio della sanità privata. Sanità dove i cittadini sono costretti ancora a rivolgersi perché i tempi di attesa presso le strutture pubbliche sono troppo lunghi. Basta! Noi vogliamo, come Movimento 5 Stelle, una sanità pubblica di qualità. Vogliamo un ambiente salubre per cittadini più sani. Vogliamo la partecipazione dei cittadini sia al processo di cura che alla costruzione di un welfare di comunità. Vogliamo partire dalla prevenzione, dalla promozione di un'alimentazione e di stili di vita sani. Vogliamo scelte terapeutiche libere e consapevoli. Vogliamo una sanità che metta realmente al centro il cittadino e non gli interessi della politica. Aiutaci a migliorare il programma salute per governare assieme il Friuli Venezia Giulia.